luglio 1969. In Italia sono circa le 22:17, a Houston invece è ancora pomeriggio. Ma sia americani che italiani seguono in diretta e con la stessa trepidazione quello che è stato definito il più importante evento del XX secolo, lo sbarco dell'uomo sulla Luna. 600 milioni di persone in tutto il mondo assistono alla realizzazione del sogno di scienziati, scrittori, poeti e uomini comuni, varcare i confini del nostro mondo e visitare un pianeta inesplorato. Remembering games and daisy chains and laughs. I 3 astronauti della famosa spedizione NASA denominata Apollo 11 sono Armstrong, Collins e Buzz Aldrin. Partono da Cape Canaveral il 16 luglio per un viaggio di circa 400.000 km. Si tratta della 5ª missione del programma Apollo, che si conclude felicemente con la mitica passeggiata sulla superficie lunare, lo scatto di diverse fotografie e il posizionamento di apparecchiature a scopo di studio. Qui in Italia è storica la telecronaca del giornalista Tito Stagno, nel momento in cui la navicella tocca il suolo del satellite. The paper boy brings more. Dopo 2 ore di esplorazione, con una forza di gravità che è pari a circa 1/6 di quella terrestre, i protagonisti della missione spaziale partirono per il rientro sulla Terra. L'Apollo 11 ammarrò il 24 luglio nell'Oceano Pacifico. A quello sbarco, costato 25 miliardi di dollari, ne seguirono altri 5, l'ultimo nel 1972, e da allora nessun uomo camminò più sulla Luna. Ma qualcuno sostiene che ci sia del falso nell'allunaggio del 1969 e forse anche nel successivo. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. La teoria del complotto lunare, resa nota dall'americano Bill Kaysing nel suo libro Non siamo mai andati sulla Luna, insinua numerosi dubbi sulla missione Apollo 11, attraverso l'analisi di fotografie ed elementi tecnici che smentirebbero l'esistenza dei primi sbarchi sul satellite. Uno dei punti chiave della teoria asserisce che la NASA non fosse ancora pronta a far camminare l'uomo sulla Luna, ma per primeggiare sulla Russia, in una gara alla maggiore potenza aerospaziale, avrebbe messo in piedi un bluff, ingannando il mondo intero. Per saperne di più, Spazio, i segreti e gli inganni di Roberto Pinotti, La grande avventura dello spazio, la conquista della Luna di Giancarlo Masini. You shout, no one seems to hear.